Com'è ritrovarsi come comunità in festa con la possibilità di tornare in presenza in tanti? Ma sicuramente è una gioia grande perché anche se siamo comunque ridotti in numero, è un modo per ritrovarsi insieme di fronte a Maria che è nostra mamma e quindi è un atto di fede, un atto di speranza, un atto un atto di consapevolezza anche del ritrovarsi famiglia davanti a lei e ai suoi piedi che ci mostra Gesù e ci indica la strada. È molto più bello, come diceva il compianto maestro Ezio Bosso, la musica è bella se fatta insieme e quindi cantare insieme nuovamente, insieme al popolo, insomma è tutta un'altra cosa. L'unica limitazione che ancora effettivamente limita dal punto di vista proprio di resa musicale e artistica è il dover cantare con la mascherina. Festa Nostra Signora Speranza, la prima visita del Vescovo, cosa significa per voi? È una gioia innanzitutto perché noi siamo qui a nome del Vescovo, quindi in qualche modo rappresentiamo il Vescovo nella nostra comunità, cerchiamo di essere in comunione e ricordo che quest'anno è anche importante perché celebriamo il 20° anniversario della dedicazione di questo tempio che consacrò Monsignor Careggio il 21 ottobre del 2001, subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Per cui è particolarmente caro anche questo anniversario che insomma, ricorda la breve anche storia che però c'è in questa comunità che prima era appunto in un fondo di un palazzo e poi fu inaugurata appunto dedicata la nuova chiesa.